Continuano i controlli dei militari del Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri sulla movida di fine settimana. I carabinieri specializzati del Centro Anticrimine Natura di Agrigento, supportati dai militari della compagnia di Agrigento, nello scorso fine settimana hanno effettuato una serie di controlli e ispezioni alle attività che somministrano alimenti al pubblico nella località balneare di San Leone. Nel corso dei controlli sono emersi una serie di criticità relative al corretto tracciamento degli alimenti e alla loro conservazione, che ne hanno determinato il sequestro per la successiva distruzione a carico degli esercenti. Sono stati circa 150 kg di prodotti alimentari sottoposti a sequestro per mancata tracciabilità, pari a un valore di 2.700 euro, con sanzioni amministrative per oltre 3.000. Per i prodotti sottoposti a sequestro adesso gli esercenti dovranno avviare le procedure di smaltimento secondo le vigenti normative. Nel corso dei controlli i militari dell'Arma hanno anche dato agli esercenti le giuste indicazioni circa il corretto tracciamento degli alimenti, dei rifiuti e delle indicazioni previste dalla legge nell'esercizio della somministrazione di alimenti al pubblico, in particolare sull'indicazione degli allergeni e degli ingredienti.